Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con una notizia tragica che arriva da Caronno Varesino. Un ragazzino di 14 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un trattore. Il mezzo agricolo era condotto dal padre della vittima e l'incidente si è verificato in un terreno privato nel pomeriggio del 31 ottobre. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi del 118. Per il 14enne però non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. A chiarire i fatti sono ora gli uomini dell'Arma, ma non ci sono dubbi che sia stato un incidente nel corso di lavori agricoli. Andiamo ora a Varese e più precisamente nel cimitero di Giubiano, dove i muri cadono a pezzi a causa di umidità e infiltrazioni d'acqua e la pulizia non è impeccabile. Il servizio è del collega Luca Spriano. I nostri cari non possono riposare in pace in una situazione simile. Lo sfogo è di una lettrice di Prealpina, il contesto è quello del cimitero monumentale di Giubiano a Varese. Una serie di fotografie mostra in un'area del Campo Santo muri scrostati e rappezzati in qualche modo, infiltrazioni, sporcizia, una situazione di incuria e di degrado evidente. Nel giorno dei morti l'unica cosa che hanno messo sono stati i bidoni della raccolta differenziata, però i muri cadono a pezzi, protesta la donna che ha voluto segnalare a Prealpina le condizioni del cimitero, auspicando un intervento di chi di dovere per migliorare la situazione. Da Busto Arsizio agli Stati Uniti. L'eurodeputata bustocca Isabella Tovaglieri è stata ricevuta oggi alla Casa Bianca da Elizabeth Kelly, assistente speciale del presidente Biden per le politiche economiche. Con Kelly, Tovaglieri ha discusso di intelligenza artificiale e del nuovo regolamento europeo sui servizi digitali. L'eurodeputata ha incontrato anche l'ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, affrontando il tema dell'evoluzione degli scenari geopolitici e commerciali alla luce dei conflitti in corso e le prospettive offerte dalle prossime elezioni americane. Donati all'ambasciatrice Zappia alcuni simboli della città di Busto Arsizio, una delle migliaia di coperte realizzate a mano nell'ambito dell'iniziativa benefica Viva Vittoria, la maglietta bianco-blu a strisce orizzontali della Pro Patria e una confezione di biscotti cupeti, emblema della tradizione bustocca. Un guasto alla linea elettrica vicino alla stazione di Gallarate e la circolazione ferroviaria è andata in tilt. Forti disagi per i pendolari questa mattina sulla linea Gallarate-Milano. Ce ne parla Veronica De Riu. Lo sconforto dei pendolari davanti al tabellone dei treni stamattina 2 novembre. Un guasto alla linea elettrica vicino alla stazione di Gallarate e la circolazione ferroviaria è andata in tilt. Forti disagi per i pendolari dunque della linea Gallarate-Milano. Il problema è affiorato già nelle prime ore della giornata e le conseguenze si sono trasformate in notevoli disagi per chi questa mattina doveva prendere il treno e recarsi a Milano. I ritardi dei convogli sono arrivati fino a un'ora. Quello delle 5:30 per Porta Garibaldi ha accumulato un ritardo addirittura di un'ora e mezza. In alcuni casi sono state previste variazioni di percorso. C'erano problemi tecnici, ma anche meno pendolari questa mattina, molti ancora via per il ponte di Ognissanti e si sono risparmiati le arrabbiature. Ora Sesto Calende, gli ambulanti contro l'amministrazione, dicono no al mercato spezzato e chiedono di mantenerne l'integrità. Il servizio è di Paola Grimaldi. Il nuovo aspetto del mercato settimanale di Sesto Calende fa discutere tutti e non piace neanche al sindaco Giovanni Buzzi, che lo ha proposto martedì sera durante un incontro con gli ambulanti e i cittadini. 57 banchi torneranno in centro, dove l'appuntamento del mercoledì si è sempre svolto, e altri 20 resteranno in via Lombardia, luogo nel quale è stato spostato durante la pandemia per permettere il distanziamento tra le persone. L'ipotesi prevede un numero minore di banchi rispetto al passato perché è stata elaborata per permettere in primis il fondamentale passaggio dei mezzi di soccorso, ha spiegato il primo cittadino della città. Un ulteriore paletto che abbiamo inserito nel progetto è la salvaguardia dei plateatici di bar e ristoranti che abbiamo concesso durante il Covid e che hanno necessariamente portato via spazio. Questo esclude alcune zone del centro come la centrale Piazza Garibaldi. Inoltre, visto che è obbligatorio che all'interno dell'area mercatale non circoli nessun mezzo privato, anche in Piazza Mazzini e nell'ultimo tratto di via Roma non potranno essere allestiti banchi come si faceva un tempo. Neanche io sono
soddisfatto, ribadisce il sindaco. Resto in attesa di proposte e organizzeremo altri incontri. Nel frattempo, le polemiche che ha suscitato l'idea di spezzare il mercato in due sono state molte, a partire dai consiglieri di minoranza. Un dossier gestito male dall'amministrazione sin dal principio e che ha come risultato una proposta che scontenta tutti, ha affermato Giorgio Circosta, consigliere di minoranza per Sesto 2030. Anche tra gli ambulanti il malcontento, sondato proprio ieri mattina durante il mercato, è palpabile. Un'assurdità, quale cliente si sposterebbe dal centro a questa zona periferica? Si sono chiesti marito e moglie che vendono abbigliamento intimo. Il mercato deve restare integro. Secondo l'idea che è stata proposta non ci sarebbe più integrità e omogeneità, afferma un altro commerciante. Siamo disposti a discuterne ancora e lo faremo con nuove proposte, ma tutti devono poter lavorare bene, ha proseguito un altro ambulante ancora. Insomma, per adesso il destino dello storico mercato è ancora incerto. Andiamo a Luino, dove questa mattina è stato firmato un protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale e la Guardia di Finanza. Si tratta di un patto anticorruzione contro frodi e abusi. Tutti i particolari nel servizio di Riccardo Prando. È stato siglato questa mattina in municipio un protocollo d'intesa dalla durata di 3 anni rinnovabile fra amministrazione comunale e Guardia di Finanza in materia di appalti, con particolare riguardo ai fondi messi a disposizione nell'ambito del PNRR. Per Enrico Bianchi, sindaco di Luino, potremo avere in questo modo un supporto fondamentale per verificare bandi, appalti e garantire che i fondi che arriveranno sul nostro territorio siano spesi nella maniera più corretta. Roberto Castorina, comandante della compagnia di Luino della Guardia di Finanza, ha parlato di presidio di legalità a tutela dell'interesse pubblico, che creerà canali agevolati per il controllo di bandi e finanziamenti. In linguaggio tecnico si parla di informatica operativa a proposito della elaborazione delle risultanze delle banche dati in uso al corpo, con l'ausilio di avanzati software e metodologie di indagine al fine di realizzare un'accurata analisi di rischio nell'ambito dello specifico settore. Saronno, illegittimi licenziamenti alla Gianetti Ruote. La proprietà della storica azienda saronnese aveva chiuso lo stabilimento di Ceriano Laghetto nell'estate del 2021 e una ventina dei 152 dipendenti si erano rivolti al Tribunale di Monza, che adesso ha dato loro ragione. Sentiamo Roberto Banfi con le immagini dell'agenzia Blitz. Legali i licenziamenti alla Gianetti Ruote. La storica azienda saronnese aveva chiuso la fabbrica di Ceriano Laghetto nell'estate 2021 e una ventina dei 152 dipendenti si erano affidati al sindacato FIOM CGIL per fare ricorso. Ora il Tribunale di Monza ha emesso la sua sentenza. Dunque si era trattato di licenziamenti illegittimi. Il giudice ha disposto il reintegro alla Gianetti nell'attuale sede di Carpenedolo nel Bresciano, per chi ne aveva fatto richiesta, con l'aggiunta del pagamento di 12 mensilità. Per gli altri lavoratori è stato previsto un risarcimento di 15 mensilità. 2 anni fa la vicenda della chiusura della Gianetti, che produce ruote, aveva suscitato grande scalpore nella zona, sia per la storicità dell'azienda che per la circostanza che i licenziamenti erano giunti per i dipendenti del tutto inaspettati e perché a loro la comunicazione era arrivata via email. Infine lo sport. Domani la Pro Patria affronta il Lumezzane nel campionato di calcio di Serie C. Il servizio è di Luca Spriano con le immagini di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz. La Pro Patria prova a sbloccarsi allo Speroni. Il Friday Night di domani si giocherà alle 20:30 a Busto Arsizio. Propone la sfida con la neopromossa Lumezzane, andata in difficoltà recentemente con una striscia di 4 sconfitte consecutive. Nella rosa dei bresciani c'è anche un ex importante come Aristide Colai. Attaccante come attaccanti sono Castelli e Stanzani, oggi in biancoblu, che di fatto stanno tenendo in piedi la squadra di Colombo con i loro gol, a secco il resto del reparto. C'è il tabù interno da sfatare: nessuna vittoria a Busto in 5 gare di campionato per la Pro Patria, con 2 punticini raccolti e 3 KO. È il momento di svoltare, insomma, almeno in casa, visto che in trasferta fino ad ora la squadra di Colombo ha fatto bene, al di là dell'ultima sconfitta a Vercelli: 3 vittorie, un pareggio e 10 punti conquistati sui 12 totali.
Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata!